Gestione poco trasparente dell'Ater veneziano. Lo sostiene il consigliere Pietrangelo Pettenò, che ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale. Pettenò vuole mettere sotto la lente di ingrandimento il lavoro del presidente Alberto Mazzonetto. Abbiamo scoperto che nel suo sito, un'azienda pubblica, non c'è trasparenza, non sono pubblicate delibere, atti amministrativi, si fa fatica a capire le cose. Pettenò solleva dei dubbi su un concorso fatto per assumere un disabile. In una di queste delibere c'è stranamente una selezione per un lavoratore, per un'assunzione a tempo indeterminato. La giuria aveva scelto 3 persone meritevoli, diciamo, di questa selezione con un ordine di merito, e invece il Consiglio di amministrazione, il buon presidente Mazzonetto, ha invertito, ha scelto l'ultimo che la giuria aveva fatto. Ora il consigliere di Sinistra Veneta vuole delle risposte a queste domande. Mi sto domandando, ma la scelta è avvenuta perché magari ha qualche amicizia, forse quella scelta è dovuta a qualche altro? Sto chiedendo alla giunta regionale lumi in questo.